La decisione tanto attesa dagli addetti ai lavori è arrivata. I locali del centro di Udine, quelli all'interno delle vecchie cinta murarie, a mezzanotte abbasseranno le serrande. La musica è finita, gli amici se ne vanno, cantava Ornella Vanoni. Bene, la giunta Onsel dalla teoria passa alla pratica. Dopo mesi di lamentele da parte dei residenti sugli schiamazzi causati dai frequentatori della Movida udinese, da oggi viene tolto il cosiddetto decreto di Schengen, che permetteva ai gestori di tenere aperto fino alle 2 di notte con musica e servizio bevande all'interno e all'esterno dei locali. Un tackle in scivolata da fare invidia ai vari Benetti e Furino, di quelli che ti lasciano a terra. Se da una parte è capibile, ci sono da chiarire le tempistiche e modalità dell'intervento. La Movida udinese, caro sindaco Onsel e giunta comunale, non è solo schiamazzi e maleducazione da parte degli avventori, ma soprattutto fonte di denaro utile a mantenere viva un'attività commerciale che porta in città molte persone. Questa ondata di barbari post litteram versano i danè direttamente e indirettamente alle casse del comune, vedi sosta a pagamento in primis e qualche multa in secundis, che fa lievitare l'introito di Palazzo d'Aronco. Ma i gestori e i proprietari degli immobili, con le entrate che percepiscono dalla Movida, possono pagare IMU e varie tasse che altrimenti te saludi. I tempi di Eia Eia Alala e del socialismo reale, per fortuna, appartengono solo ai libri di storia di un passato che non c'è più. Ben venga la prevenzione, ma Udine ha altri problemi. Esterno questo da semplice cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice, perché se aspetti le opposizioni in seno al Consiglio Comunale che si muovano, siamo messi bene, forse perché hanno altro a cui pensare? Per ora, cari amici esercenti udinesi, giù la testa, in attesa.